Il Teatro Pirandello stamani apre le porte alle scuole per ricordare Don Bosco in occasione del bicentenario della sua nascita. Una manifestazione voluta dalle suore salesiane ed in particolare da Suor Fina, che ha scelto di coinvolgere i giovani per ricordare e far rivivere una figura, Don Bosco, che ha dedicato la sua vita alla carità cristiana e ai giovani. Don Bosco era ed è tuttora per questa fascia di giovani. Don Bosco diceva che i giovani sono la speranza del presente e del futuro. Sta a noi come davvero dare quel segno grandioso perché i giovani non vengono delusi, maltrattati e offesi. In scena il musical La vita di Don Bosco, ad esibirsi gli alunni del Liceo Scientifico Leonardo. Questo incontro di oggi è tappa finale di un percorso che ha visto coinvolti gli alunni della scuola nel preparare proprio questo recital. Evidentemente non è tanto la giornata di oggi importante, ma è il percorso che è stato fatto, cioè far sì che i giovani si avvicinassero sempre più alla figura di Don Bosco, ma principalmente a quello che Don Bosco ha lasciato come messaggio anche per noi adulti, quello di attenzionare i ragazzi, specialmente i ragazzi che hanno bisogni particolari. Nelle vesti di registe le docenti Donatella Oliva e Giovanna Cacciatore. È stata un'idea di Suor Fina, una suora salesiana che è venuta nella nostra scuola e ci ha proposto questo musical. I giovani si sono subito interessati e si sono entusiasmati di questo grande progetto. Sono ben 35 tra attori, ballerini e cantanti. Hanno messo veramente passione, impegno, entusiasmo per realizzare questo che per me non è un prodotto, ma è l'inizio di un cammino. Presenta alla rappresentazione anche l'onorevole Angelo Errore, presidente dell'Unione Ex Allievi Don Bosco. È importante perché Suor Fina, che è la presidente della famiglia salesiana, organizza questo rapporto con i giovani. Noi dobbiamo chiarire e trovare molti giovani per rinnovare la famiglia salesiana e per cercare di fare a lei il meglio per migliorare le cose di tutti.